Oggi è il 19 dicembre e in occasione dei saluti del Consiglio regionale del Presidente Clodoaldo Ruffato alla stampa c'è un evento eccezionale. I panificatori e gli alimentaristi della Confregionato Imprese del Veneto festeggiano l'approvazione della legge a difesa del pane fresco. Una legge attesa da molti anni e che finalmente fa parte della compagine di legge della Regione del Veneto. Presidente, in Veneto la panificazione artigiana, quindi quelli che hanno i forni, in questi ultimi 5 anni hanno tenuto, quindi la qualità gli è servita per mantenere quote di mercato, però stanno soffrendo, ci sono delle difficoltà e questa legge li aiuterà di sicuro. Lei cosa ne pensa? Sì, nonostante il dato di un calo dei consumi, nonostante ovviamente la crisi che tutti noi conosciamo, il dato importante è che negli ultimi 5 anni solo 11 forni su circa 1600 hanno chiuso. Questo perché la qualità paga. Noi ci aspettiamo da questa legge una difesa del Made in Italy, del Made in Veneto, a fronte purtroppo nell'ultimo anno a livello italiano un'importazione di pani dall'est d'Europa del più 43%. Quindi questo nuovo provvedimento sicuramente andrà a difendere la nostra territorialità e il nostro modo di essere artigiani. La grande industria, soprattutto la grande distribuzione, approfitta di questa carenza legislativa, ha approfittato fino ad oggi di questa carenza legislativa per vendere del pane che loro dicevano fresco. La legge invece adesso dà una distinzione netta. Sì, purtroppo si è approfittato di un vuoto legislativo, ovviamente per trarre dei benefici economici, purtroppo però a fronte anche di un danno della salute, perché non sappiamo cosa realmente c'è dentro. Questa legge invece va a tutelare sia un aspetto giustamente economico dell'artigianato, ma soprattutto la nostra salute. E lei è presidente di tutta l'alimentazione, quindi una legge come questa per gli altri prodotti? Magari, l'aspettiamo sia a livello secondo me regionale ma a livello italiano, ne abbiamo proprio bisogno in questo periodo. Presidente, una legge attesa da molti anni dalla categoria, però finalmente giunge alla sua conclusione ed oggi, prima di Natale, un gran bel regalo a migliaia di imprese artigiane. Ma credo che dovevamo sicuramente farla per tutelare i consumatori da una parte, perché potessero avere le giuste informazioni e potessero distinguere qual è il pane fresco tradizionale, pane di forno e di giornata, da quello che è il cosiddetto riscaldato e precongelato. E credo che i consumatori con questa legge possano almeno adesso distinguere, anche se costa di più, ma almeno sanno che acquistano un prodotto diciamo garantito. Dall'altra anche tutti quelli che ci lavorano, tutti gli artigiani che ci lavorano, perché vedono riconosciuto e tutelato quello che sono i loro sacrifici, perché chi fa il fornaio, io ne ho conosciuto qualcuno e so che effettivamente si sacrifica molto. Il Veneto ha molti tipi di pane, voi farete con la legge anche una specie di censimento per poi farne una specie di albo di tutte le varie tipologie? Sì, è previsto nella legge che ci sia un albo particolare, adesso con le attuazioni che verranno fatte dalla Giunta metteremo a regime anche questo. Oggi qui in Consiglio regionale per gli auguri di Natale e per festeggiare un grande evento. Dopo 20 anni la Regione ha approvato finalmente la legge sul pane. Quali sono i contenuti principali? Allora, innanzitutto questo è un gran regalo di Natale per noi, per la nostra categoria, la categoria di panificatori, e per cui dopo 20 anni finalmente siamo arrivati. E i contenuti che per noi sono fondamentali, sono molto importanti per il nostro futuro, per il futuro di chi verrà più avanti. Innanzitutto verrà istituito il gruppo dei panificatori con il forno di qualità, in maniera tale che vengono riconosciute quelle che sono quello che è la professionalità del panificatore, dell'azienda che lavora come una volta, come si diceva, come una volta. Avranno un albo, vero? Sì, poi ci sarà l'albo dei prodotti del Veneto. Un altro punto fondamentale della legge è la differenza marcata tra il pane fresco, veramente fresco, e il pane invece che viene solo cotto nel punto vendita, che quindi può arrivare precotto, congelato anche da tutto il resto del mondo. Sì, allora ci sarà l'obbligo nell'etichettatura
da dove la provenienza del pane e che il pane non è surgelato ed è precotto, e questo è una garanzia innanzitutto per il consumatore finale, perché comunque saprà cosa andrà ad acquistare, ed è una garanzia per noi perché ci differenzia sicuramente da quello che è ormai la grande distribuzione. Le imprese della panificazione artigiana, quelle col forno, quelle che fanno il pane fresco, quindi sono molte in Veneto, sono più di 1500, e soprattutto non hanno risentito della crisi in questi ultimi 5 anni, quindi vuol dire che la qualità vi ha premiato. Però oggi non è più sufficiente, state soffrendo anche voi. Questa distinzione può essere un cavallo di battaglia per ritornare a produrre e a vendere quantitativi accettabili per voi? Allora, penso proprio di sì, e sicuramente, secondo il mio punto di vista, sarà un aiuto per la nostra categoria. E speriamo che questa cosa parta subito, immediatamente, diventi operativa subito, e con l'impegno delle associazioni, delle categorie, dei nostri politici, in maniera tale da poter cominciare subito a vedere i risultati. Voi pagate di più le materie prime, però il costo al prodotto finito in realtà è cresciuto molto meno. Allora, il costo al prodotto finito purtroppo non è cresciuto, non possiamo farlo crescere e non ce la sentiamo neanche di farlo crescere, perché comunque il pane è di consumo giornaliero nei vari momenti della giornata. Vogliamo che continui ad essere come è stato, che ritorni come era una volta, consumato in più momenti della giornata, non solo quando siamo seduti a tavola, cioè quando mangiamo a pranzo o a cena, ma anche come merenda, come colazione, perché comunque sappiamo benissimo che un buon panino, un pane salame, un pane formaggio, anche a merenda per i bambini a scuola, è sicuramente molto più sano di una merendina industriale. Presidente Claudio Vallese di Rovigo. Rovigo ha una tradizione molto interessante sul pane. Ci racconta un attimo quali sono le tipologie più tradizionali della vostra zona? Sì, prima di tutto la ciabatta è nata quasi, diciamo, è nata Adria, quindi è già un pane che si produce, insomma, ecco lì. E poi abbiamo il pane biscotto è un nostro fiore all'occhiello praticamente. Cosa? E poi un po' di tutto, perché si fa un po' di tutto, si fa un po' di pane tipo ferrarese, visto che siamo confinanti con Ferrara praticamente. E quello lì è il nostro sistema di lavorazione, purtroppo ancora artigianale, che se alziamo presto la mattina, ecco, non abbiamo ferma lievitazione, celle di lievitazione, non abbiamo niente praticamente. Il pane va fatto e fatto lì. Di qualità. Di qualità, quello senz'altro. Perfetto. La signora Laura Spagnoli invece della Confragiato di Treviso, una donna panificatrice in una provincia importante, perché molti sono i panifici artigiani a Treviso. Anche voi avete dei prodotti tipici, e cosa vi aspettate da questa legge? Ma che sia valorizzato il pane artigianale fresco, nel senso che è giusto che venga qualificato, ecco. Avevate avuto richieste da parte dei consumatori che qualche volta non capiscono, per esempio, la differenza di prezzo? A volte non capiscono la differenza di prezzo, però con il tempo si rendono conto di questo, sì. Presidente Alessandro Cella, lei è di Venezia. Venezia è la provincia che ha il numero maggiore di forni artigiani in Veneto, quasi 350, e Venezia poi ha delle tipologie di pane molto particolari. Anche voi vi aspettate un rilancio del vostro settore grazie a questa norma? Sì, più che un rilancio volevamo anche che questa legge ci aiuti a caratterizzarsi e a differenziarsi da tutto il resto, perché la nostra lavorazione e i nostri tempi non collimano con quelli della grande industria, però questo per noi è un valore aggiunto e la legge ci deve tutelare in questo. Dopo sarà il consumatore cliente a decidere se pagare forse un po' di più per avere una qualità certa o accontentarsi di un prodotto diverso di dubbia provenienza. È assente Antonio Collavo invece della provincia di Belluno, la provincia che ha il numero più piccolo ovviamente di panifici, però anche una popolazione più ridotta. Voi avete delle particolarità in provincia, io non le conosco. Abbiamo la puccia, che è un pane di Cortina, di quelle zone là, e poi facciamo del basso feltrino dei ossi, che sono del pane a metà grano duro e metà farina normale,
e poi facciamo anche del pane alle noci, visto che abbiamo nel Basso Feltrino tanta produzione di noci, facciamo un po' di pane di vari tipi, insomma. E voi avete una grandissima propensione al turismo. Questa norma, per esempio, per gli stranieri potrà essere utile anche per esempio, differenziarsi negli alberghi, per esempio? Ma io credo che sia valida soprattutto al giorno d'oggi, che la grande industria sta sempre di più prendendo campo nel settore, è una fase importante per la panificazione. Ruggero Garlani, presidente della Commerciato di Vicenza per i panificatori, presidente storico, lei l'ha attesa per tanti anni questa nuova legge, finalmente ne vede la luce e quali per lei, voglio dire, le differenze che si potranno fare e contestualizzare rispetto alla grande distribuzione che ci ha giocato molto in questi anni sul pane fresco? Sì, sono veramente tanti anni, da parte mia penso circa 10 anni che si segue questa legge. È stata modificata al nostro interno man mano che il mercato cambiava e si è arrivato a questa qua e sono contento che l'hanno recepita molto bene il Consiglio regionale. Cosa cambierà? Beh, innanzitutto mette dei punti fermi sul panificio, sul forno e sulla rivendita. Mette a disposizione obbligatoriamente la formazione, che è il punto fondamentale, e qui spero che ci sia un tavolo di coordinamento con la regione proprio per individuare i corsi appositi. E dopo spero che dia visibilità nei confronti del cliente sul pane fresco e il pane surgelato. E comunque dà grandi spazi adesso all'artigianato. Allora, il pane esiste, però diciamo che senza companatico le cose funzionano bene, ma fino a un certo punto. Abbiamo qui due imprenditori della Confragernato Alimentazione, abbiamo Sartorato che è un produttore di salumi del Trevigiano e che differenza c'è accompagnare una soppressa con un pane surgelato e precotto e venduto come fresco invece prendendolo da un panificio artigiano col forno? Beh, è ovvio che c'è una differenza fondamentale. Mi viene in mente quando io andavo a scuola e facevo le elementari, che uscivo e avevo il forno artigianale fuori dalla scuola e ogni giorno a mezzogiorno non riuscivo a non entrare a prendermi un panino e lo mangiavo prima di arrivare a casa. Certo che mangiare un panino col salame fresco, come siamo abituati noi veneti, con un pane fatto artigianale e caldo così, è una cosa fondamentale. Quindi diciamo che è una abbinata perfetta? Perfetta, direi proprio di sì. Per ultimo Renzo Bettiol, presidente regionale dei produttori di formaggio, dei caseifici e grande fautore anche del pane, perché il formaggio senza il pane non esiste. Beh, io direi che il pane companatico, hai detto bene, tanto meglio se il formaggio, per cui il binomio è vincente in tutte le altre cose, almeno a mio avviso. Diciamo che un buon pane sicuramente valorizza anche un buon formaggio. Ecco, l'importante è che sia un pane artigianale, sappiamo dove, chi lo fa soprattutto, e la provenienza delle farine. La stessa cosa vale anche per il latte, per cui l'artigianalità garantisce la qualità del prodotto, la professionalità, la sicurezza alimentare, ma anche un sapore diverso da quello da un prodotto fatto in modo industriale. In questo caso parliamo di pane che viene dall'estero, per cui io credo che la differenza, non parlerei neanche di differenza, perché sono due cose diverse secondo me. La stessa cosa vale anche per il formaggio. Un formaggio che proviene dall'estero e gli danno un nome italiano e poi lo spacciano per un prodotto italiano, il consumatore guarda il prezzo, però poi quando è a casa si accorge che non è la stessa cosa. Poi vengono da noi e ci dicono: ma sai, il tuo formaggio è il migliore, non riesco a mangiare gli altri. Gli dico: ma se voi cercate il prezzo è chiaro che inseguite una cosa che non esiste. Poi se cercate la qualità, allora vedete subito che la differenza. Di solito uno paga quello che compra, questo vale anche per i prodotti alimentari. Poi il formaggio è più buono perché ci sono gli ingredienti che sono più buoni e sono soprattutto, parliamo di chilometro zero che va di moda. Questo vale per il pane e vale anche per il formaggio, per cui io dico che il consumatore attento e che vuole mangiare un prodotto genuino, sano, dove c'è anche una sicurezza alimentare, deve sicuramente scegliere un prodotto locale e artigianale.